That's just the way you make me feel. So good, so good, so good, so real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Love is so, please don't stop it. You got me right here in your jean pocket, laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like I'm down to fall with a little bit of tender and emotional sexual. Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Telefriuli Estate. Questa sera in diretta da Udine, 25esima edizione di Friuli Doc. In questo momento ci troviamo proprio di fronte allo stand di Telefriuli con il sindaco Pietro Fontanini, davvero soddisfatto perché questa 25esima edizione è partita alla grande. Ieri con l'inaugurazione, ma tracciando un bilancio davvero tante le persone sono arrivate qui. Adesso non abbiamo ancora un numero preciso, ma voglio dire, c'è anche il passaggio in questa serata. Sì, i numeri ancora non li abbiamo, però le immagini parlano chiaro, c'è tanta gente anche stasera, tutti gli stand stanno lavorando moltissimo, la gente apprezza i prodotti, apprezza la metodologia che Friuli Doc ormai da anni sta portando avanti. Ricordo che questa è la 25esima edizione, quindi una festa consolidata che ha fatto pubblicità ed è conosciuta, ecco il perché anche di tante persone che vengono qui nel centro di Udine a passare qualche ora in serenità mangiando dei buoni piatti. E a proposito di buoni piatti, il sindaco è arrivato qua mangiando una frittella, beccato. Ho mangiato una frittella delle mele di Pantianico, anche perché sapete che stanno attraversando un momento un po' difficile a causa di questo insetto che sta minando un po' la qualità delle nostre mele, però le frittelle erano buone, di qualità, e quindi c'è uno stand anche delle mele di Pantianico. Di qualità come tutta Friuli Doc quest'anno, tantissimi gli stand, poi andremo anche in Piazza San Giacomo dove c'è lo stand ci sono diversi stand di promoturismo con diversi show cooking che vi faremo vedere nel corso della diretta. Sindaco, un buon inizio, buon tempo, e questo fa bene sicuramente a queste 4 giornate di Friuli Doc e tante novità, una collaborazione con l'università, prima ero a seguire anche gli Oscar Green di Coldiretti. Queste le novità di quest'anno, la collaborazione con l'Università di Udine. L'Università ha scelto di fare formazione nel campo enogastronomico, c'è un nuovo corso di laurea dedicato proprio a queste discipline e quindi è la seconda università in Italia che apre un corso del genere e quindi c'è la volontà di far crescere la qualità dei nostri prodotti anche attraverso proprio una formazione universitaria. Questo è un grande, ottimo segnale, perché i prodotti del Friuli sono prodotti di alta qualità e penso anche con l'aiuto dell'università, con queste 10 lezioni che verranno fatte all'interno di Friuli Doc, faremo un ulteriore salto di qualità. Anno dopo anno le cose stanno migliorando, i prodotti sono sempre migliori e l'originalità anche delle cose è veramente una cosa che premia i consumatori. A prezzi calmierati, perché dobbiamo dire anche che i prezzi non sono alti, non sono eccessivi, la gente riesce a mangiare e assaggiare prodotti tipici a un prezzo molto contenuto. E Friuli Doc io direi che è anche un traino per il commercio, per chi arriva qui a Udine e viene per Friuli Doc e può vedere anche i negozi, insomma è il centro storico di Udine. Può vedere i negozi, il centro storico, visitare i musei, ricordo che i musei sono aperti perché vogliamo proprio che la gente possa approfittare anche un momento di pausa ed andare a visitare i musei della città, sono musei importanti, cominciando da quelli del castello per arrivare al museo etnografico dove sono raccolte gli elementi della tradizione e dell'identità del Friuli, perché ricordo che Friuli Doc è la festa dei friulani, è il Friuli che si mostra attraverso la capitale Udine e mostra i migliori prodotti e le cose più belle che riesce a produrre. È la festa del Friulani, del Friuli Venezia Giulia, l'ha detto anche ieri il presidente della regione Massimiliano Feddiga, che poi sentiremo nell'intervista, e io devo dire poi ieri ho raccolto diverse interviste anche all'assessore Franz che mi ha fatto davvero sorridere, perché ad ogni Friuli Doc io chiedo il piatto preferito che si può mangiare qui a Friuli Doc, ma l'assessore Franz mi ha detto un piatto che qui difficilmente si trova, poi lo scoprirete nel corso dell'intervista. Invece il sindaco Fontanini ha diversi, cioè è un buon gustaio, dobbiamo dirlo. Insomma, mi piace mangiare. Io ho un piatto che veramente lancio ed è un piatto di Udine
perché a Godia, frazione del comune di Udine, sono bravissimi a fare i gnocchi, i macarons per furlan, quindi una qualità eccellente di un prodotto che è difficile trovare perché ormai anche lì si è molto industrializzato, però loro lo fanno partendo dalla patata di Godia con una lavorazione tipica della zona, di quella zona, e abbiamo la possibilità di mangiare veramente un prodotto eccezionale. Obiettivo 1 milione di presenze, un obiettivo che piano piano si può raggiungere. Ma forse sì, io sono fiducioso anche perché il tempo ci assiste, la gente anche stasera è presente, tireremo le somme e forse il 1 milione di presenze chissà che non lo realizziamo. In ogni caso siamo contenti perché c'è tanta gente, continuerà a venire anche perché le previsioni atmosferiche ci aiutano, il tempo sarà bello sia domani che domenica. Sindaco, buon Friuli Doc, mandi! Grazie, mandi e venite a Udine a Viodi chi ste biere feste a mangiare qualche buon piatto. Grazie, andiamo a sentire il presidente Federica nell'intervista raccolta ieri all'inaugurazione. Mio papà è di Latisanotta, la mia mamma è nata a Milano ma i suoi genitori sono di Codroipo, quindi mi sento friulana, soprattutto nel modo che ho di approcciare al lavoro, molto determinato, molto concentrato, molto deciso. Il Friuli per me vuol dire Lignano, le mie estati non... Le eccellenze che produce il Friuli Venezia Giulia, da quella all'enogastronomia, ma penso a tutto il manifatturiero, non vengono per una bontà imprescindibile dall'azione delle persone, e qui l'azione delle persone, del nostro popolo, è stata un'azione di sacrificio, di rimboccarsi le maniche, di sapere superare le difficoltà, di saper accettare i fallimenti per ricostruire, e qui l'esempio concreto ce l'abbiamo proprio in Friuli, e quindi è un'esportazione di oggetti di enogastronomia che sono la raffigurazione plastica dell'anima di questa terra, e sono orgoglioso di poterla rappresentare pro tempore in qualità di governatore. Quindi un evento che riafferma l'orgoglio del Friuli Venezia Giulia. Un orgoglio che mi auguro tutto il mondo possa conoscere, perché magari la nostra gente è gente un po' ruvida, che prima di dare confidenza ci vuole un po' di tempo, ma perché è gente sana, è gente di buoni principi, gente sincera e trasparente, e questo quindi penso non si possa dimenticare, e bisogna anzi rimarcarlo, perché la nostra terra è questo, e i valori sono fondamentali per anche guardare al futuro. Questa è l'intervista al Presidente della Regione Federica, poi andremo a sentire anche le parole della madrina che abbiamo conosciuto ieri sera nel corso dell'inaugurazione, Federica Masolin, volto di Sky Sport. Invece le Proloco sono le protagoniste di Friuli Doc, Walter Pezzarini, presidente UNPL Friuli Venezia Giulia, insomma sta andando bene questo Friuli Doc, e poi andremo a scoprire qualche piatto, ma voglio dire che la presenza delle Proloco qui, come a Sapori Proloco a Villa Maninga, è fondamentale. Sì, fin dalle prime edizioni le Proloco sono state protagoniste, anche quest'anno abbiamo una trentina di associazioni, possiamo dire che non c'è via, che non c'è piazza dove le Proloco non presentino i prodotti dei propri territori, e credo che questo sia un aspetto molto bello, molto importante, dopo un'estate molto positiva che ha visto un incremento di presenza nelle nostre manifestazioni, concludere proprio il periodo estivo qui a Friuli Doc presentando i prodotti del nostro territorio, fare squadra, mettersi insieme per puntare a un turismo alle persone che vengono nella nostra regione. Io direi di fare una cosa, tu rimani qui Presidente, perché io voglio far subito vedere anche qualche piatto, perché devo dire grazie alle Proloco che ci hanno raggiunto qui nel nostro stand, e partiamo dal consorzio Proloco Collinare. Roberto, voi dove vi trovate con lo stand? Ma noi organizziamo tutta la manifestazione per il Proloco della Collinare in Piazzale del Castello. Noi abbiamo inaugurato 18 anni fa il castello, nessuno ci voleva andare, noi siamo molto contenti perché i risultati era una sfida, i risultati ci danno ragione, e quindi tutte le Proloco del nostro consorzio, 8 Proloco, sono presenti ogni anno in castello. Buia con Marco qui presente, la vostra Proloco dove si trova nello stand? Trova su in castello, stand numero 1, e la nostra specialità è il toro allo spiedo cotto alla brace. Poi abbiamo altre specialità sempre di toro, che sono gli hamburger, i gnocchi al ragù, il carpaccio di toro, le patate che ok. Che fanno da contorno e ci stanno sempre bene. E la polenta naturalmente fatta da Ciro, esattamente. Ah,
Vabbè, Sì. sei fatta da Ciro. Esatto. San Daniele con la nostra Caterina, dico bene, prosciutto sicuramente non può mancare. Non può mancare, servito in vari modi e anche per i più freddolosi abbiamo il minestrone con orzo e fagioli con i tocchi di prosciutto e poi abbiamo la trotta, la nostra regina. Dove vi trovate nello stand? Siamo anche noi su in Castello, nel bellissimo piazzale antistante proprio il castello e siamo circa a metà. Quindi avremo a trovarvi, sicuramente anche i nostri telespettatori vi raggiungeranno, come raggiungeranno la Proloco di Pagnacco. Qui con me c'è Pamela, voi dove vi trovate? Noi come Buia e San Daniele siamo su in Castello e portiamo tutti i piatti a base di bufalo, quindi gnocchi con ragù di bufalo, spezzatino di bufalo e brasato di bufalo e ovviamente tutti quanti abbiamo del vino e dell'ottima birra. Abbiamo dei piatti, grazie alla Proloco di Reana del Royale, che ha portato 2 piatti in particolare. Ciao! Allora, ciao! Io ho portato i blacks al ragù di coniglio tagliato a coltello e l'arrosto di coniglio con le patate al forno di Ribis. Ci trovate in piazza 20 settembre, siamo insieme ad altre 7 Proloco. È una bellissima piazza, venite a trovarci. Come sta andando? Perché fanno già gola solo a vederli. Allora, secondo me il piatto forte nostro sono proprio i blacks. Direi che quest'anno sta andando molto bene anche grazie al tempo, no? Siamo fortunati. Speriamo duri fino a domenica sera. Assolutamente sì, con i blacks deve assolutamente durare, come Attimis che propone, cos'è, il riso alle fragole? Il risotto alle fragole, sì. È la specialità espressa che facciamo qui a Friuli Doc. Oltre a questo abbiamo i dolci, la nostra caratteristica è i dolci a base di fragole e lamponi. E anche noi siamo in piazza 20 settembre, e sta andando molto bene, molta affluenza, i nostri dolci sono molto apprezzati, abbiamo le fragole al limone, le fragole con panna, gelato ai lamponi caldi che è un must e viene molto richiesto. La panna cotta al lampone, alla fragola, mousse alla fragola, al lampone, insomma c'è di tutto, di tutti i gusti per tutti i palati. Allora, c'è gente che si ferma perché viene a vedere i piatti qui, quindi mi raccomando andate in piazza 20 settembre, voi siete lì, e invece il resto delle Proloco che sono qui, che mi hanno raggiunto, sono in Castello, giusto? Quindi buon Friuli Doc e davvero grazie per essere stati qui con noi. Noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, vi lasciamo lavorare, invece il presidente Pezzarini sta ancora con me, quindi tra poco dopo la pubblicità. He's like a powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up. He's like a powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mio papà è di Lattisanotta, la mia mamma è nata a Milano ma i suoi genitori sono di Codroipo, quindi mi sento friulana, soprattutto nel modo che ho di approcciare al lavoro, molto determinato, molto concentrato, molto deciso. Il Friuli per me vuol dire Lignano, le mie estati non sono niente senza Lignano Sabbiadoro, quindi mi sento molto vicina alle mie origini, mi piace il buon mangiare, mi piace il buon bere, mi piace questa terra, quindi sono onorata davvero di essere qui con voi per questa manifestazione che è sicuramente molto importante, molto bella per rappresentare quello che è il Friuli nel mondo. Quindi conosci Udine ma anche le eccellenze enogastronomiche. Assolutamente, assolutamente. La ribolla gialla è la mia preferita, il prosciutto crudo di San Daniele non può mai mancare a casa mia. Sono davvero vicina a quello che è questa terra perché i miei genitori sono addirittura abbonati all'Udinese, quindi ogni 15 giorni sono qui, ho un link diretto con loro, tanti parenti qui, mi piace mangiare bene, mi piace star bene, quindi meglio di così. È una madrina perfetta, quindi per questa edizione di Friuli Doc. Ma era è la tua prima volta a Friuli Doc? No, non è la prima volta, ci sono già stata qualche anno fa. Negli ultimi anni sono stata molto impegnata per lavoro, quindi non sono riuscita a partecipare, ma mi piace sempre davvero perché è un bel modo di aprire la città con tutte quelle che sono le sue peculiarità, no? Poi soprattutto nel campo enogastronomico. Senti, tu sei in gran forma, hai detto che sei una buona forchetta, c'è un piatto in particolare che magari proverai anche a Friuli Doc? Mangio tutto, mi piace la polenta, mi piace il baccalà, mi piace tutto, mi piace anche bere bene. Quindi, si direbbe. Perché davvero essere qui secondo me è molto positivo
per far capire che il friulano non è solo un po' chiuso come ci definiscono nel mondo, ma siamo tantissimo e quindi sono orgogliosa di rappresentare questa terra. Sei nativa di Latisanotta? No, io sono nata a Milano. È mio papà che è nato a Latisanotta e io sono nata a Milano, anche la mamma è nata a Milano, ma anche i suoi genitori sono friulani, quindi ripeto, l'essere qui per me è essere a casa. Al di là dell'Udinese che quando posso vengo a vedere, mi piace davvero stare qui, passare le mie vacanze, la foghera è ormai un appuntamento fisso per l'Epifania, quindi insomma mi sento friulana. Una grande festa perché quest'anno celebriamo i 25 anni di Friuli Doc e quindi siamo orgogliosi di questo importante traguardo qua, che è molto sentito non solo dai cittadini udinesi e friulani ma soprattutto all'estero, perché quest'anno abbiamo fatto una forte promozione in Austria, in Slovenia e fuori dai confini regionali di questo evento qua. Avremo la partecipazione che mi hanno confermato proprio oggi da Villacco, dove abbiamo festeggiato quest'anno i 40 anni di gemellaggio. Ci sarà la vice sindaco di Villacco con una delegazione, ci saranno una delegazione di sindaci anche sloveni, quindi una manifestazione sempre più internazionale e soprattutto sempre più ricca di contenuti. Parliamo delle eccellenze dell'enogastronomia e dell'artigianato della nostra regione e quest'anno, grazie all'accordo con l'università, saranno protagonisti il Consorzio di San Daniele, il Consorzio del Montage, che organizzeranno tutta una serie di eventi, anche convegnistici, anche di degustazione, nelle dimore storiche più prestigiose, nei palazzi più belli della città di Udine, grazie appunto all'Università di Udine che mette a disposizione Palazzo Toppo Wasserman e Palazzo Florio. Palazzo Florio è poi una bellissima iniziativa organizzata da Campagna Amica con gli agri chef e quindi cene ogni sera per chi ha piacere, dove vengono promossi i prodotti tipici della nostra regione, perché l'obiettivo è sempre di valorizzare le tipicità, il chilometro zero e quindi un'attenzione anche alla qualità del prodotto, alla provenienza del prodotto, sempre nella logica di tutelare la salute e di promuovere l'economia locale. L'abbiamo chiesto anche al sindaco Fontanini, all'assessore Bini. Abbiamo parlato di piatti enogastronomici, delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia. Il piatto preferito dell'assessore Franz qual è? Ma dire il frico mi sembra quasi scontato, ma io sono un grande appassionato anche della pasta e fagioli. Ed era l'assessore Franz che ci ha annunciato il suo piatto preferito, e qua sarà difficile trovarlo a Friuli Doc, ma vediamo se qualche stand preparerà la pasta ai fagioli. Io ancora qui non l'ho trovato, ma vedremo. Invece passo subito la parola al presidente Pezzarini, perché appunto conosce bene tutte le pro loco, anche i piatti, ma ci sarà un piatto preferito anche del presidente Pezzarini? Sì, diciamo qui c'è l'imbarazzo della scelta. Se dovessi fare una scelta, io arrivo dal castello, quindi il fricco di Flaibano nelle 3 versioni, classico, piccante o le erbe, diciamo che quello è il massimo per me. Presidente dell'Umpli regionale, ricordiamo che il 4 ottobre partirà, lo sapevo, il quiz delle Pro Loco, e quindi insomma naturalmente il vostro apporto sarà importantissimo per questa 4ª edizione. Sì, 4ª edizione che abbiamo appena firmato la convenzione per le nostre Pro Loco, partiamo i primi di ottobre, abbiamo rivisto un pochettino il format del quiz, ma però diventa sempre una cosa molto interessante di promozione soprattutto dei nostri piatti, dei nostri territori attraverso le nostre Pro Loco che sono il presidio dei nostri paesi. Io ringrazio Walter Pezzarini per essere stato in nostra compagnia, raggiungo altri ospiti che sono qui con me, Roberto Flora, presidente FDS Udine, e poi questa splendida signorina Elena del gruppo folcloristico Steluttis di Udine. Ma partiamo dal dono del sangue, perché c'è un appuntamento importante domenica a Martignacco, certo, che è il vostro congresso. Certo, è il nostro congresso annuale, l'appuntamento più importante pubblico dell'associazione, perché in questo evento si ringraziano i tanti donatori che tutto l'anno vanno a donare il sangue, ma soprattutto saranno presenti 472 donatori dalle 50 donazioni in su, che riceveranno un piccolo ringraziamento però di un grande gesto che veramente ogni giorno serve fare per i tanti malati che sono in ospedale ad attenderlo. Assolutamente sì. Voi siete presenti anche a Friuli Doc? Siamo presenti anche a Friuli Doc con uno stand già da qualche anno, giustamente anche per far capire e ricordare alle persone che la donazione del sangue è un piccolo gesto semplice che possono fare tutti, però importante come si diceva prima, di queste persone che ogni giorno aspettano la nostra donazione.
Ricordiamo sempre quali sono i criteri per donare, requisiti ecco, per donare, perché non è sempre così scontato, non tutti lo sanno. No, non è scontato, però in questo mondo in cui veramente viviamo di salute, di sport, di donazione, bisogna almeno pesare 50 kg. 50 kg è il peso minimo che bisogna avere, stare bene in salute e poi dopo avere la positività mentale di andare a donare e di stare bene e di fare del bene alle altre persone. Questi sono i minimi requisiti, però sono importantissimi. L'Associazione Friulana Donatori Sangue è sempre presente a Friuli Doc, ma anche in diverse iniziative sul territorio. Noi facciamo diverse dirette e vi incontriamo, quindi siete sempre sul territorio e ne ci fa piacere promuovere le vostre iniziative e soprattutto sensibilizzare sul dono del sangue. E noi vi ringraziamo per la vostra presenza, la vostra passione, perché questa è anche una passione, la nostra passione viene trasmessa anche attraverso i vostri canali ed è importantissimo, anche perché le nostre 201 sezioni presenti sul territorio sono attive. Ma il 20 di settembre faremo una bella iniziativa qua a Udine, un grande concerto, ma saremo, perché noi promuoviamo il dono del sangue, sport e salute, presenti anche con l'Assi Sportiva, farà la gara di mountain bike su in Castello e il concerto dopo sarà curato dalla FDS di Udine in collaborazione con l'Assi Sportiva ciclistica, quindi un avvenimento da seguire tutto e anche da ballare dopo. Grazie Roberto Flora per essere stato nostra compagnia, anche perché è il suo compleanno, quindi tanti auguri in diretta. Grazie Alexis. L'ho messo in imbarazzo, non se lo aspettava, auguroni. Grazie. Vi raggiungo questa bella signora che è elegantissima perché è un vestito tipico, vero? Il vestito tipico friulano, sì. È il frutto di varie ricerche, chiaramente, ecco. E qui noi Stellutis di Udine indossiamo questo bell'abito. Sì. Ieri eravate presenti all'inaugurazione, vi ho visto, ma siete sempre presenti quando c'è qualche manifestazione a Udine in realtà, vi vedo sempre. E certo, il gruppo è della città di Udine e tutti gli eventi importanti noi appunto cerchiamo di partecipare, cerchiamo di viverli, ecco, questo sì, assolutamente. Sì. E avete diverse iniziative in programma. Quest'anno abbiamo una cosa particolare, Alexis. Invece che proporre il solito spettacolo a Friuli Doc, i miei amici Stellutis, no? Perché noi siamo una grande famiglia e così si lavora. Ho detto, ma potremmo proporre qualcosa di diverso e quindi invece che lo spettacolo faremo un laboratorio di danza folcloristica friulana dal titolo Folklore Doc, Umbia il Balla in Ligrie con gli Stellutis di Udine, perché al pubblico piace quando li coinvolgiamo e quindi volevamo dare un po' più spazio alle persone che potessero vivere la magia del folklore, perché quando si balla tutti insieme con queste belle musiche che fanno parte del repertorio della nostra cultura, veramente sembra di toccare le stelle. Io la chiamo la magia del folklore e quindi siete tutti invitati, anche se posso invitare la signora Lauretta Schiavi, che è la presidente dell'UOEI, no? Della sezione di Udine, che chiaramente dovrebbe andare a camminare con gli escursionisti, preferirei che venisse con le Stellutis di Udine. Noi facciamo parte dell'UOEI, quindi ci invitiamo. Okay. Allora con l'invito in diretta direi che non può rifiutare. Laura, ecco, questo è. Bene, questa è quindi un'informazione di servizio che lanci tu. Sì, grazie. Sì. Senti, invece il vostro gruppo, in quante siete? Perché io vedo sempre te, tu sei sempre prima linea, ma credo che dietro ci sia una bella squadra. Sì, siamo tutti importanti, siamo in 32 persone, tra i musicisti, i ballerini e come una grande famiglia, una grande organizzazione, ognuno in base alle proprie inclinazioni si adopera per qualcosa e il bello è che siamo anche amici e solidali fra di noi, quindi se qualcuno sta male ci si aiuta o insomma si collabora. Il piacere di stare insieme, il folklore dovrebbe essere questo, perché non è solo la danza, è il piacere di vivere dei momenti insieme, costruire qualcosa insieme. A tal proposito volevo portare un saluto da tutto il folklore friulano, perché io ero con tutti i presidenti dell'Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia, ero con loro fino a 20 minuti fa e quindi vi salutano tutti, tutto il folklore friulano e un saluto particolare dal presidente Bressan. Ecco. Io ti ringrazio Elena per essere stata in nostra compagnia, buon Friuli Doc, buon lavoro, ci ritroveremo sicuramente perché noi facciamo una piccola pausa pubblicità e scappiamo in piazza San Giacomo per essere in diretta dagli stand di Promoturismo. Grazie Elena. Grazie, mandi a Duce, grazie. He's like a powerful
Eccoci di nuovo in diretta, siamo corsi in piazza San Giacomo a questi stand che fanno riferimento a promoturismo in particolare, ma anche all'Arlef, l'Agenzia regionale per la lingua friulana. Qui con me il presidente Eros Cisirino, che prima era intento nel spiegare a diversi turisti, diverse persone che passavano di qua, una sorta di quiz, un concorso che voi lanciate qui, vero Mandi? Mandi a tutti, buonasera a tutti. Sì, è un quiz che qui è la seconda edizione, che dell'anno passato invece aveva gli detulis, ognuno scriveva un sommo di D e dopo poi i mus di D venivano premiati. Che volta qui invece bisogna indovinare la voce, anzi sarebbe migliore insomma sapere prima, non indovinarla, no? La voce degli animali, no? Sicché il concorrente al scrivi, insomma, mette un balin lì che pensa che sia la risposta giusta, compila la cartolina, la mette qui dentro e se ovviamente la fa tutto bene, al vince dei cassuti Bluetooth, gli amplificatori spicci Bluetooth che si può impartare a ora. Quante persone sono arrivate in questa giornata, oggi, ieri l'inaugurazione, ma è un bilancio positivo anche per voi? Assolutamente positivo, anche perché al di là dal concorso che non si fa splase, abbiamo in plendi in chi prima, ma abbiamo avuto diversi momenti lì che abbiamo veramente tanta in. Sono interessati anche al resto dei materiali e alle informazioni, sicché possono dare tutta una panoramica di che può dare sei il mondo furlan e soprattutto aiutare a scrivere meglio per furlan, e anche un prodotto che sono una vera facile e che si può inchiattare direttamente anche su internet, o se no domandare all'Arlef, e potete là sul sito dell'Arlef www.arlef.it e lì chiattais tutte le informazioni che volete sul furlan, su scrivi miglior per furlan, sulla didattica dal furlan e sul monte in generale dal furlan. Promoturismo non poteva mancare a questo grande evento, 25esima edizione di Friuli Doc, tantissimi gli stand presenti in particolare in piazza San Giacomo, e questa è una vetrina per il turismo della regione. Beh, noi abbiamo realizzato questo stand di 1200 metri quadrati, credo in una delle bomboniere di Udine. Lì ovviamente abbiamo messo i nostri prodotti principali della regione, il Montasio e il San Daniele, ma accanto a loro ci sono altrettanti prodotti locali molto tipici, ci sono le marmellate, ci sono i gelati, ci sono le birre e oltre ovviamente all'enoteca che ci intratterrà. E poi stasera avremo anche uno show cooking, avremo diverse attrazioni. Ecco, è un modo per spiegare che il Friuli Venezia Giulia è composto di grandi eccellenze e di piccole eccellenze che man mano stanno crescendo. Di questo abbiamo bisogno per portare l'enogastronomia come ambasciatrice del turismo lontano, fuori, per portare poi i turisti in Friuli Venezia Giulia. Le aspettative anche dell'amministrazione comunale sono piuttosto alte per quanto riguarda i numeri, e diciamo che è già questo un buon biglietto da visita. Con l'inaugurazione c'è già abbastanza gente presente. È sempre stata una festa molto partecipata dagli abitanti di Udine e questo è un gran vantaggio. Deve diventare sempre di più una festa anche partecipata da popolazioni vicine. Non a caso quest'anno negli stand ritroviamo anche i carinziani, ritroviamo anche gli istriani, e quindi di fatto questo contribuirà ad allargare il bacino di affluenza di questa importante kermesse che finora è una grande realtà locale. Deve diventare sempre più un evento della regione Alpe Adria. Ecco. L'abbiamo chiesto tutti, anche al Presidente Fedriga, il piatto preferito, visto che qua di eccellenze enogastronomiche ce ne sono tante. Di Gomero qual è? Mi fa una domanda che rischia di farmi qualche nemico. Allora, io ho assaggiato adesso dell'ottimo gelato in uno degli stand che noi ospitiamo. Ecco. Tutto pronto per questa nuova edizione di Friuli Doc. Sergio Mediobini, assessore alle attività produttive della nostra regione. Questo è davvero un evento che proietta le eccellenze del Friuli Venezia Giulia, tanti turisti che arrivano qua a Udine. L'ho detto l'altro giorno in conferenza stampa, ormai Friuli Doc a tutti gli effetti fa parte dei 4 grandi eventi che stanno facendo conoscere il Friuli Venezia Giulia non solo nella nostra regione ma anche oltre confine. Quest'anno anche grazie al tempo, perché siamo anche baciati da un sole meraviglioso, si confida di poter superare il record che abbiamo già ottenuto lo scorso anno delle 900.000 unità, tante persone. Poi insomma un Friuli Doc che sta crescendo sempre di più anno per anno anche per quanto riguarda la qualità
Non dimentichiamoci che quest'anno c'è stato un connubio molto forte tra università degli studi del Comune di Udine, ci saranno le porte aperte per quelli che sono i palazzi storici bellissimi dell'università che verranno contaminati con l'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia. E poi i paesi contermini che lavoreranno e collaboreranno con noi per la riuscita di un ottimo FriuliDoc. Insomma, una formula vincente che piace alla gente che sta crescendo. Sappiamo che le eccellenze enogastronomiche della nostra regione sono un ottimo biglietto da visita per fare turismo. Sì, noi abbiamo dei prodotti che sono conosciuti in tutto il mondo, ne cito qualcuno, il Montasio, il prosciutto di San Daniele, il fricco, insomma queste ricchezze che noi abbiamo dobbiamo saperle sfruttare, le stiamo sfruttando e ci stanno dando delle soddisfazioni importanti. I visitatori quindi vengono a un FriuliDoc sempre più rinnovato e sempre più di qualità. Una curiosità, l'avevo già chiesto a Federica, il presidente, l'anno scorso sul piatto preferito. Il suo piatto preferito è il fricco, quello dell'assessore Bini qual è? Ma guardi, l'assessore Bini è un buon gustaio, quindi ha tanti piatti preferiti, però devo dire un dolce preferito che è il tiramisù, questo a me fa impazzire, quindi tiramisù come dolce, poi cos'è? La griglia come carne, in tutte le sue, come secondo piatto, in tutte le sue declinazioni, un po' meno i primi piatti, carne e pesce, quello sì, va bene, grazie. Gentile, disponibile anche l'assessore regionale Bini che avete sentito adesso nell'intervista, in precedenza avete sentito anche Gomiero per Promoturismo che ha dato una descrizione di quelli che sono gli stand di Promoturismo qui in piazza San Giacomo. Hanno lanciato anche loro i diversi prodotti che si trovano qui, ma non hanno parlato di alcuni che presenteremo adesso, con la Proloco di Colloredo di Montalbano. Matteo Venuti è qui, il presidente, e qui tu porti quello che è il vostro prodotto tipico di Colloredo di Montalbano. Sì, noi qui abbiamo portato le lumache, o più nello specifico le chiocciole, che appunto è il prodotto che la Proloco ha scelto per promuovere il territorio. Però le chiocciole e poi anche vedo diversi prodotti che sono legati alle chiocciole, vedo. Sì, a Colloredo innanzitutto c'è un allevamento da 7 anni che si occupa di chiocciole, è uno degli allevamenti più completi a livello nazionale, nel senso si occupa della produzione primaria, ha anche i prodotti trasformati e si occupa anche dell'estrazione della bava di lumaca. A Colloredo c'è uno dei pochi laboratori in Italia autorizzati per appunto l'estrazione di questo prodotto. Qui abbiamo una serie di prodotti che vanno dal prodotto vivo al prodotto fresco, che è diciamo il prodotto top di gamma, quello che viene utilizzato meglio nelle cucine, soprattutto qui nel nostro territorio. E poi il nostro prodotto viene anche trasformato in un laboratorio e lì riusciamo ad avere prodotti diciamo di più facile utilizzo e di più diretto consumo, come per esempio il prodotto le lumache alla boscaiola, è un prodotto già pronto solamente da scaldare e mangiare. E abbiamo così le lumache in diversi condimenti, oltre ad avere anche tutto il prodotto della linea surgelata, che è una linea che va bene per tutti i ristoratori. L'anno scorso eravate in via Mercato Vecchio, quest'anno siete qui in piazza San Giacomo in una zona più centrale, come sta andando? È una zona più centrale, è stato un bel salto, nel senso che in via Mercato Vecchio era una bella via, questa invece è una grande e bella piazza, è veramente stata allestita nel miglior dei modi possibile, speriamo di arrivare a domenica con i successi come gli anni scorsi. Al momento come sta andando? Un bilancio della prima giornata? Al momento sta andando abbastanza bene, ovviamente avendo modificato location e tutto quanto bisogna un momento rodare, però diciamo ci sono buone prospettive. Saluto anche tua moglie che è qui dietro e che ti dà una mano, siete sempre assieme anche qui, bravi? Siamo sempre assieme, sia nella vita che nel lavoro. Bene. Non vi chiedo come sta andando tra voi perché vedo benissimo e poi insomma ci vediamo anche a Telefriuli, lo sapevo, perché aprirete voi le danze. Infatti il 4 ottobre siamo da te, lo sapevo. Grazie mille. Raggiungo un altro ragazzo che però andiamo più lontani. Alto Livenza, Associazione Zafferano. Ti chiami? Lorenzo. Lorenzo, ci racconti un po' quello che è il vostro prodotto qui a FriuliDoc? Allora, sì, noi siamo un'associazione di produttori di zafferano. Questo zafferano viene dalla Pedemontana, Pordenonese, quindi le zone di Polsenigo, Udoia, Aviano. E il prodotto che produciamo ci consente di produrre diverse pietanze, come ad esempio abbiamo lo sciroppo, il sale, il classico zafferano in stimmi, abbiamo la rosa del deserto,
abbiamo dei taralli, da questa parte invece proponiamo i grissini. Ci spostiamo, allora chiedo al mio collega Francesco Snidero in diretta con me di spostarci da questa parte, così diamo la possibilità di dare un'ampia panoramica di quelli che sono gli stand qui in Piazza San Giacomo. Qui che cosa troviamo? Qui abbiamo del gelato allo zafferano, abbiamo dei grissini, abbiamo delle caramelle orzo e zafferano, abbiamo dei biscotti allo zafferano e basta, questo è quello che noi produciamo. Bene, come sta andando qui a Friuli Doc? È la prima volta per voi? Come associazione è la prima volta, è bello, molta gente e... Avete un buon riscontro come prima volta? Sì, siamo contenti. Buon Friuli Doc, noi facciamo una piccola pausa per pubblicità tra poco. Ed eccoci di nuovo assieme in diretta a Telefriuli Estate da Friuli Doc. Voi ogni mattina seguite sicuramente Ore 7, è un appuntamento fisso, una rubrica fissa di Ore 7 e l'oroscopo curato da Radio.0. Francesca è qui con me nello stand proprio vicino a quello di Telefriuli. Come sta andando per voi qui? Sì, un momento meraviglioso come ogni anno, il tempo ci aiuta, è stata veramente un inizio di Friuli Doc eccezionale. Noi siamo qui da tanti anni, però veramente un'edizione speciale, credo che sarà un'edizione dei record perché c'è tantissima gente che ci passa a trovare, che è entusiasta, che ci porta le ricette, noi abbiamo questa rubrica di cucina e quindi tentiamo di regalare anche noi anche i gusti in tutta la regione, raccontando i prodotti, raccontando gli ospiti, raccontando tutto quello che avete fatto voi questa sera. Noi l'abbiamo fatto nel pomeriggio, quindi abbiamo allietato la gente nel pomeriggio e voi di sera gli avete portato in casa tutte le ricette, tutte le cose che sono successe nella giornata, ne abbiamo ancora 2 eccezionali. Bene. Radio Chef è un vostro appuntamento, vero? Sì, ogni giovedì alle 12 siamo arrivati alla 10ª edizione, quindi è un programma eccezionale perché potete sentire, gli ascoltatori ci portano le ricette, qui abbiamo una scatola piena di ricette del Friuli, di tutte le tradizioni con le migliori ricette regionali e naturalmente ogni settimana noi premiamo la migliore e dopo c'è uno show cooking finale che realizziamo e quindi è una bellissima cosa per portare avanti la tradizione dei piatti del Friuli Venezia Giulia. E poi insomma c'è una bella collaborazione anche con noi di Telefriuli perché insomma ormai a Ore 7 ci fate compagnia. E noi diamo le stelle sono vicine a voi con Radio.0 ogni mattina sulla vostra Telefriuli. Allora venite a trovarci perché il nostro stand è qui vicino allo stand di Radio.0. Grazie Francesca per essere stata in diretta con noi perché prima eravamo noi in diretta da voi in radio. Abbiamo fatto, infatti stavo postando le foto, se volete andare a vedere su Facebook, abbiamo fatto delle bellissime foto insieme perché la collaborazione continua, anche con Radio Chef forse rilanceremo anche la vostra rubrica, no? Quindi certo. Bene, a domani. Grazie Francesca. Ciao. Ci spostiamo nel nostro stand perché arrivano altri ospiti legati alle nostre diverse trasmissioni. Una in particolare che ha avuto grande successo quest'estate è stato il nostro talent, Friuli Talent, che ci ha fatto compagnia in tutta l'estate del palinsesto di Telefriuli. Qui con me mi ha raggiunto in velocità e lo ringrazio Giacomo Coianis, istruttore di calisthenics, performer che è arrivato secondo a Friuli Talent. Quindi ciao e grazie per essere qui. Ciao, buonasera, grazie a voi. Niente, stasera farò una mini esibizione di quello che ho portato a Friuli Talent, quindi vi auguro buona visione, cosa posso dire io? Aspetta, prima di farci vedere, noi abbiamo preparato anche delle immagini che fanno riferimento alle tue performance a Telefriuli, proprio a Friuli Talent. Com'è andata questa esperienza? Beh, è stato fighissimo, è stato bellissimo, non ero mai stato in uno studio TV, un po' di emozione c'era tanta e mi sono lasciato andare praticamente subito, è stato divertente, anche il conduttore era bravo, ha saputo intrattenere bene lo show e i concorrenti erano altrettanto bravi, ho visto spettacoli che non avevo mai visto, c'era anche un ragazzo che faceva freestyle con il pallone, una roba
da danza al pallone al canto, ho visto tante robe, è stata una bella esperienza. Senti, tu che cosa fai? Cioè, spiega a chi non ha visto Friuli Talent quelle che sono le tue performance. Allora, io uso delle bolas, questo è il loro nome, sono delle bolas a LED, è una capsula contenente vari LED, dove io con questa capsula, muovendola, creo degli effetti ipnotici con appunto il LED. Posso utilizzare sia col LED ma anche col fuoco, quindi sono, diciamo, in poche parole, delle corde con all'estremità un oggetto al LED. Okay. Come nasce questa tua passione, questa tua, cosa possiamo dire, talento, perché è un talento questo? Sì, ho visto una ragazza a un festival che praticava, da lì ho cominciato a chiedergli come si usassero e poi da lì le ho comprate su internet e ho cominciato a vedermi i tutorial, a provare e da lì si è aperto un mondo. Senti, tu ti devi preparare oppure puoi partire? Posso già partire, guarda, accendo il telecomando e Allora, vado. mi sposto? Mi Certo. sposto e il nostro Francesco Snidero ti riprende, vai. Vediamo l'esibizione in diretta di Giacomo Kojanec, di fronte allo stand di Telefriuli. In questo momento vedete Giacomo Kojanec, istruttore di calisthenic, performer, utilizzando delle bolas anche dal fuoco, le ha utilizzate nel nostro talent, Friuli Talent, che è andato in onda su Telefriuli quest'estate. In questo momento delle bolas a LED. Lui è il secondo classificato di Friuli Talent su Telefriuli. Che passa gente. Facciamo un applauso a Giacomo Kojanec, facciamo un applauso a questo bravo ragazzo. Anche perché non era previsto, nel senso che la gente non si aspettava la tua esibizione, tutto improvvisato, però con il fuoco deve essere ancora molto più complicato da gestire. Io vi auguro a tutti di vedere un mio show un giorno col fuoco, che rende veramente. L'hanno visto adesso nelle immagini della tua partecipazione al Friuli Talent, ma dal vivo, io l'ho visto anche dal vivo a Legnano Sabedoro, è davvero tutta un'altra cosa ed è un effetto davvero magico. Sì, crea proprio un effetto ipnotico, vedi, parlo in generale, questi ragazzi come me che praticano, e dici come cavolo fanno a manipolare il fuoco che se lo tocchi un secondo ti bruci. C'è tutto un lavoro dietro, anni e anni, però dopo appunto gli spettacoli rendono e sono molto belli, molto visivi. Senti, per chi volesse vederti dal vivo può contattarti sui social, come può fare? Certo, mi trovate su tutti i social, da YouTube a Instagram a Facebook. Io mi chiamo Giacomo Jackie Koia, trovate su ogni pagina, in poche parole, sia Facebook che Instagram mi trovate. Senti, prossimamente hai in programma qualche partecipazione, insomma dopo Friuli Talent, come ti sei lanciato? Qualcuno ti ha chiamato? Come sta andando? Sì, mi hanno contattato, non posso dare nomi, c'è la riservatezza, però vediamo adesso qualche progetto in piedi. Noi ti auguriamo il meglio e ti ringraziamo per essere stato in nostra compagnia, grosso in bocca al lupo. Grazie. Saluto anche tuo fratello che lo conosco molto bene, Davide Kojanec, poi siete una famiglia numerosissima. Poi Siamo parecchi, infatti c'è anche un mio fratello. Vabbè. Ti ringrazio, sì, siamo parecchi. Ti ringrazio appunto Alexis per questo spettacolo improvvisato. In bocca al lupo, grazie. Grazie a te. Ciao, ciao. Noi che cosa facciamo? Facciamo una piccola pausa per la pubblicità e poi ci salutiamo con lo stand, con Silvia De Michelis, Francesco Bova che è qui. Facciamo una piccola pausa, pubblicità e poi ci saluteremo. He's like a powerful
25esima edizione di Friuli Doc, ci siamo spostati per farvi vedere la frittella che ha mangiato il sindaco Pietro Fontanini. L'ha detto in diretta di essere passato da voi la Proloco di Pantianico che propone diverse specialità con le mele. Buonasera intanto. Buonasera a te. Senta, noi siamo partiti con la frittella perché il sindaco era entusiasta. La sua cena era la frittella. È stato contento allora? E non ha assaggiato le altre cose? No, perché è andato avanti per provare altri piatti. È stato bravo allora. Bene. Ma quali sono le altre vostre proposte? Ci sono il saccottino, sempre di mele. Il saccottino, la torta di mele e lo strudel di mele, il classico, con i pinoli e l'uvetta. Poi altre frittelle? Poi ci sono le frittelle normali. Allora, guardate quanta gente è qui, un po' perché sono di passaggio, ma tanti si fermano per provarle. Mi pare di capire che le frittelle è il prodotto più gettonato. Ma non è vero. No? No. Anche la torta, quando uno mangia la torta, un pezzo di torta questo è a posto per tutta la sera. No, però vedo che mancano più frittelle per quello. Ma ce ne sono dietro, parecchio. Ecco, parliamo anche di quantitativi, cioè per un Friuli Doc, quante frittelle fate, quante torte, cioè avete un totale già previsto oppure andate di giornata in giornata e le valutate? Di giornata in giornata. La prima giornata com'è andata come quantitativi? Bene, molto bene. La seconda non è ancora finita, però vedo bene perché vedi parecchia gente, poi uno si ferma dopo mangiato, mangia la frittellina, il saccottino. È buono, insomma. E poi naturalmente, per finale. Poi naturalmente non possono mancare le mele di Pantianico che sono alle spalle di Francesco Snidero e sono le diverse specialità. Esatto, sono diverse specialità di mele, anche quelle lì. È un po' più diverso, un po' più fatica nel prendere il sacchetto per le signore. Io ho visto tanti sacchetti, tante signore che tornavano a casa col sacchetto. Perché sono mele buone. Sono di qualità e poi sono nostre di casa. Esatto, brava. Bene, quindi siete soddisfatti? C'è la fila, ci sono tanti giovani qui che vogliono provare a mangiare le frittelle e non solo. Anche tu? No, ma io sono a dieta perenne e queste hanno una caloria, ma non c'è solo, vedo che non ci sono solo frittelle, c'è anche il sorbetto, cosa fate? C'è il sorbetto, c'è il succo di mela, il sorbetto e il sidro, sempre di mela. Per dissettare perché sennò ti rimane... Magari lo provo dopo, sì, per dissettare dopo la diretta. Va bene. Bene, io farò una panoramica sulle persone che sono qui quasi anche in fila vada, c'è la colonna, vada pure. Questa è la proposta della Proloco di Pantianico che propone come sempre la mostra regionale della mela che noi seguiremo anche nelle nostre dirette dal 27 settembre al 6 ottobre. Abbiamo dedicato diversi campanili della domenica in questi anni e vedete che c'è tanta gente che arriva qui proprio per provarli, anche dai più piccoli fa piacere vedere che arriva tanta gente, si ferma qui proprio per provare un prodotto, un'eccellenza della nostra terra. Vediamo se qualcuno mi dice un attimo com'era la frittella, vediamo se riusciamo a fermarli. Intanto il nostro Francesco Snidero sta facendo una panoramica dello stand. Lei fa parte della Proloco di Pantianico? Sta lavorando, lei è uno che lavora, vedo. Bene, io volevo provare, andiamo a sentire qualcuno che ha mangiato la frittella. Francesco, chissà se riesce a seguirmi. Io intanto raggiungo alcune persone qui. Volevo sapere com'era la frittella, mi dice com'è la frittella? Ottima, la frittella è ottima, sì. La prima volta che la mangia qui a Friuli Doc? Certo, è la prima volta. Ed è soddisfatta? Certo, è molto buona, è preparata con cura e ero curiosa di assaggiarla. Bene, fa piacere. Il signore invece provi il sorbetto in diretta su Telefriuli. Saporito. Rinfresca? No. Per rinfrescare bisogna bere. Bene. Lo faccia dopo questo. Bene, grazie perché siete in diretta su Telefriuli. Vedete che c'è davvero tanta gente che raggiunge anche più piccoli che mangiano le frittelle. Noi ora riusciamo a fare una passeggiata fino al nostro stand, Francesco, vediamo se riesci a seguirmi
perché così andiamo a salutare i nostri colleghi che saranno qui fino a domenica sera nello stand di Telefriuli. Eccoci. Dicevo, il nostro stand, lo stand di Telefriuli è in piazzetta del Leonello e domani saremo in diretta nel corso di Poltronissima a partire dalle 20, ci sarà il collega Daniele Paroni che nel corso della trasmissione dove seguiremo in diretta Inter Udinese ci collegheremo anche col nostro stand. Daniele Paroni andrà come me in questo momento un po' in giro a Friuli Doc per farvi vedere quello che sono gli stand e le specialità enogastronomiche qui della 25esima edizione di Friuli Doc. Vedo tanti giovani che passeggiano per il centro di Udine, ma anche tante famiglie. Vediamo, ci avviciniamo al nostro stand, così salutiamo i colleghi che si trovano in questo momento nel nostro stand, che sono Silvia De Michelis, il direttore di Friuli.it, e Francesco Bova di Euronews. Intanto vedo i nostri colleghi Marco Pasquariello, ecco, e Simone Caramaschi in diretta su Telefriuli Estate. Siamo venuti a vedere lo stand e ve lo consigliamo perché troverete tutte le informazioni che volete. Dicevo prima in diretta che domani ci sarà Daniele Paroni nel corso di Poltronissima, si collegherà dallo stand di Telefriuli e tu sarai in studio, immagino, a seguire Inter Udinese. Esattamente, quindi potrete vedere sia la partita con noi dallo studio che seguire Friuli Doc con Daniele in collegamento qui da tutte le vie e le piazze. Simone Caramaschi invece è il nostro collega molto bravo, tecnico, che in questo momento si trova nella sede di Pordenone con il nostro Daniele Micheluzzi e Uber Londra. Ti trovi bene, ma noi ci manchi. Allora, io mi trovo molto bene, mi mancate anche voi. L'unica cosa che posso dire è da lunedì al venerdì 8:45 il TG di Pordenone. 20:45. E cosa ho detto? 8 può essere la mattina. Hai ragione. Va bene. Buona serata a tutti, ragazzi. Anche a te, ciao. Andiamo al nostro stand, vedete che i nostri colleghi ci raggiungono anche da Pordenone e adesso ci salutiamo proprio nel nostro stand con Francesco Snidero che raggiunge lo stand di Telefriuli, ricordando che domani saremo in diretta. Però io volevo salutare la nostra Silvia De Michelis, direttore del Friuli.it, Francesco Bova di Euronews, che saranno qui per chiudere la serata di Friuli Doc in questo venerdì, che sta andando bene, c'è davvero tanta gente. Noi siamo andati fino allo stand di Pantianico dove c'è la fila per le frittelle mangiate da Fontanini. Allora direi che vale la pena fare la fila. Come sta andando qui? Pare bene? Bene, c'è un bel movimento, vi aspettiamo naturalmente anche domani e domenica, ci saranno ancora degli appuntamenti in diretta, per cui c'è anche la possibilità magari domani di dire cosa ne pensano dell'Udinese, visto che saremo in collegamento con Poltronissima, poi domenica ci sarà ancora un'edizione speciale del campanile, per cui cerchiamo come sempre di raccontare il territorio. Io ringrazio anche Francesco Bova. Ma io ringrazio voi anche perché miglior compagnia non potevo avere, quindi proprio fortunatissimo, quindi è stato un piacere, Grazie al nostro Francesco Snidero che è riuscito a seguirmi in questo Friuli Doc in diretta, ricordandovi appunto che saremo anche domani in diretta nel pomeriggio alle 20 nel corso di Poltronissima, mentre domenica pomeriggio attorno alle 16 ci sarà uno speciale del campanile della domenica proprio da Friuli Doc. Quindi per questa sera Telefriuli Estate finisce qui, ringrazio la regia di Pierangelo Buttazzoni, tutti voi per l'attenzione, buona serata e buon Friuli Doc. Laying your body on the shag carpet.